Bella raga, ciao a tutti, il comandante veneziano, siamo al Paul Ricard, però sta fatto una pole mostruosa secondo Berger, noi solo quinti, ma abbiamo un passo veramente scandaloso rispetto al piccolo Alain, purtroppo. Non è prevista pioggia per la gara odierna e andiamo, ma sarà durissima in casa del professore. Ragazzi andiamo, gara dura perché proprio non mi piace, cioè Paul Ricard mi fa schifus. Go, go, go. Vai piccolo Iron, dai. Devo superare almeno Alain. Bloccaggio, bloccaggio, mamma mia. Quanto l'ho rischiata. Siamo primi, ma sarà dura rimanerci, però di cosa. Abbiamo un annini secondo. Vediamo che non ho passo, sì, sì, il classico no pass, no pass. Purtroppo. Veramente dare tutto ragazzi per vincere, fare un miracolo sportivo, penso una gara dove non ho minimamente il passo per vincere. Guarda, guarda. Questa gara con più giri, 80 giri, in realtà molto, molto, il giro dura 1 minuto e 7, 1 minuto e 8 circa, al Paul Ricard. Primo giro andato, ma le dura, le dura. Nannini deve rallentare, se rallenta Gaetano allora ho chance. Le qualifiche sono state veramente dure, però sto fatto un giro ragazzi. Patresi, tanto su da Nannini. Queste macchine una volta sono ingovernabili, sì. Ho perso tutto il vantaggio in certe curve, perdo tantissimo raga. Devo stare molto attento. Ho fatto fare 13 giri senza sbagliare, qua la vedo più un'impresa di Monte Carlo. E proprio è orrendo, hanno per i miei gusti il Paul Ricard. Viva il Paul Ricard. Devo sfruttare la potenza della macchina, l'unica chance che ho. Subito Boreto stampa il fastest. E qua ho frenato anche prima, ho paura. C'è tensione nell'aria, Beppe. Eccolo qua, è subito Albetus mi supera. Però io almeno ho la potenza e questo mi aiuta molto. Non posso prendere in pieno perché non sono in traiettoria, ai ai ai. No! Zio Ken. Zio Clark Kent. Zio Clark Kent. Ma dov'è Prost? No, non la tengo, sono proprio scandaloso su sta pista. Pippa atroce. No! Niente da fare. Scusate, faccio una fatica, raga. Che non avete neanche idea a tenere la macchina qua. Qualche bonus non lo dovete concedere, raga, perché non sono capace. Cioè. Poi sto fatto che va sempre verso l'esterno, mi faccio una fatica. Proprio non vedo né Berger né Prost, dove cazzo sono? Partenza stramba un po' per tutti. Siamo magari in problemi per i due rivali. Qua perdo una quantità di minuti.
minuti perdi in sta curva, perché non so mai come interpretarlo. E vedi che va sempre verso l'esterno, ma perché? Non so veramente che cazzo fare in delle gare, è impossibile da tenere. Mamma mia, che disastro. Giro lentissimo, 1,10 al Boreto, 1,14, ma no, 4 secondi più lento, fai. Un scandalo. Non c'è gara qua purtroppo, sono proprio una pippa. Per i capelli al secondo. Ma Nakajima se ne sta andando, ragazzi. Non sono degno di questa McLaren. Di qua perlomeno non posso andare così, è chiaro che devo frenare di più. Mi porta completamente all'esterno. È assurdo, però non capisco questo problema che ho in certe gare, è palese. In certe gare è imbarazzante. Yellow flag, doppia yellow flag. Fuori Palmer, incidente. E Bailey, incidente per entrambi. Umiliato però da quelli davanti, cioè vergognoso. Con la macchina che ho. Come sta? Deve finire presto sta gara, mi contento anche di 2 punti. Che figura di merda. O ricargala proprio che entrerà negli annali. Capelli vicinissimi. Yellow flag. Guadagno anche da Capelli, comunque da quello dietro, però perdo tantissimo, poi in certe curve perdo minuti. Sono incidente. Guarda. Interpretare sta gara, chiedo venia. Male. E quanto perdo da quelli davanti, fiori, cioè ho un passo di un bradipo, posso sperare nel miracolo, quinto posto. Speranze. In certi punti guadagno. It's incredible. Infatti la qualifica comunque l'ho fatta al quinto posto, in gara peggio però. I Capelli qua mi supera. Non ho neanche sta gran velocità, proprio gara
Gara pessima. Yellow flag, yellow flag. Alboreto show, ragazzi. Tutti hanno pronosticato un dominio McLaren con tutte vittorie McLaren, invece non è proprio così. Nannini fuori, Nannini fuori. Tanti incidenti oggi, bel Paul Ricciardo. Attenzione, ho Prost dietro, ragazzi. Ho il piccolo Alain dietro. Attenzione Alain, ma non ci credo. Leggero contatto, forse il piccolo Alain. Mi ha inchiappettato. Addirittura guadagna punti Alain su di me. Ma più attenzione qua, problemi. Torniamo quinti, ma Alain è quarto. Si riesco a interpretare bene sta cazzo di gara. No pass. Nonostante un ritmo da cioccolataio, comunque sono quinto, Piquet è fuori, perché la macchina è fortissima. Salutiamo Alain che non lo vedo più. Guarda quanto guadagnavamo il triplo, cioè. Non capisco sinceramente come sia possibile un ritmo così più elevato. Io non credo, sicuramente sto guidando non bene, però. Eccola là, ecco cagata. Eccola là, bellissima. Fuori Senna. Purtroppo fuori Ayrton. Tenta di rientrare ai box. Raga, incredibile, Ferrari show nell'88, vabbè. E Berger in pole, e Berger a 37 punti come Senna in testa al mondiale, scusate, Prost, quindi in questo momento però vince Prost per le vittorie. E terzo Senna, quarto Prost, quindi sono davanti almeno al piccolo Alain, però ragazzi, Berger è show. Ti prego dimmi no più. Qualifico su asciutto, vabbè, speriamo bene. Vai raga, siamo in terza posizione in qualifica, la Gerhard Berger show. Go. Oggi devo cominciare a guadagnare punti, infatti c'è una gara anche questa non tra le più favorevoli. Spero non ci sia pioggia, anche se è prevista, leggera ma è prevista. Berger, ragazzi, una roba senza un senso logico. I McLaren non stanno dominando come da previsione. Per quanto nella costruttori sì, però se Berger vince oggi è primo da solo nel mondiale. Questa curva perde troppo. In certe
dove perdo tanto e dove non guadagno in altre, so cazzi. Certe cose non riesco a interpretarle con sto cacchio di monoposto. In testa la corsa. Minchia. Spettacolo Berger, fastest di Berger. Ho capito che Gerhard Berger vuole vincere il mondiale. Prost è già terzo con... Ragazzi, piccola Lene scatenato. 1-1 sta guadagnando, sta recuperando il piccolo Alain. Yellow flag, ma non è Alain. Ragazzi, che Berger non lo piglio, non piglio neanche Gerardo. Non mica l'88 con Senna quando lo faccio vincere, porca miseria. Fastest di Gerardo e fastest di Alain. Prost è vicinissimo, ragazzi. Provo a fare il possibile, ma non ho passo. No passo, tanto attenzione Piquet, super Alain. No, nel senso non ho sentito né niente. Neanche Alain è umano, attenzione. Questa è un po' umida adesso. Forse errore di Alain. Che mondiale, signori, che mondiale. Non siamo ancora nei favorevoli. Forse, attenzione, forse incidente per Alain. Vediamo. E qua, guarda cosa fa. Mamma mia, va lungo qua. Prost, no, Prost c'è. Si è fatto superare Prost. Berger è imprendibile. Butzen qua. Attenzione, leggera pioggia. Leggerissima pioggia. Mamma mia, ragazzi, è dura. Nakajima fuori, l'uomo che ha vinto al Paul Ricard, prima vittoria per la Lotus. Prost è 0-2, cioè. Mamma, se è dura sta gara. Berger a 5 secondi, c'è Berger con la Ferrari. Mi sta massacrando. Mi guadagna incredibilmente qualche decimo su Alain, ma perdo su Berger e qua piove. Quantomeno il tracciato è molto bagnato qua. Stare molto attento adesso. Martini in box. Cioè, se qualcuno vuole cambiare le gomme, se... Prost è 0-3. Io se nell'88 vince Berger contro Senna e Prost, me ne vado ufficiale.
questa gara. Incredibilmente Berger è un fenomeno. Nei mondiali come negli anni tutto può succedere. Se finisce così, Berger è primo da solo nel mondiale, dopo 8 gare. Tanto non ho più dietro Prost, attenzione. Incidente. Sto succedendo di tutto con questo tracciato mezzo bagnato e mezzo no. Guglielmi, che cazzo c'ho dietro? Ma che Berger continua a guadagnare. Serve l'errore di Gerardo. Per Berger sembra la giornata della storia, cazzo. Picche, sto succedendo di tutto dietro, Mi sto guadagnando dietro, ma perdo davanti, cioè io non capisco che cazzo sta succedendo qua con Berger, che sei un drogato. Il tracciato è strano. Mezzo pioggia, mezzo no. Che 3 secondi qua un po' rallentato su qua, non si capisce niente, fioi. Il Cube non si sta capendo. Ho certo che non mi aspettavo un Berger così l'88. Fuori Arnaud, motore, fuori Arnaud. Arnaud è fuori. Piquet al 2-4 guadagna qualcosa, Piquet. Incredibile, dietro se la stanno dando di santa ragione, mi ha permesso di guadagnare. Ma che Berger, fiori. Io Piquet a 1-3 adesso, però attenzione. Non arriva Piquet a rompere i maroni. Sul guadagno su Piquet. Era di una stranezza inaudita. La cosa più strana è vedere le Ferrari così, mamma mia. Le Ferrari devastate. Ivan Capelli box, Ivan Capelli box. Anche Warwick. Secondo me ha fatto la pazzia di cambiare le gomme. Noi stiamo tenendo con quelle d'asciutto, ma non è facile. Adesso Piquet vicinissimo, fiori. Una cosa non mi piace, ma se l'incidente, mamma mia quanti ritiri. Mancano 2 giri. E Piquet è molto vicino. Settore guadagno su Berger e su Piquet.
Berger che Prost, perché Berger qualche problema ce lo può avere durante l'anno. Però cioè, Berger è imbarazzante da quanto è forte. Piquet 02, Piquet 02. Ai, Piquet 02, no, che non posso perdere per la seconda ecco l'errore. Mamma mia. Il cagatone. L'ultimo giro cerchiamo di tenere a tutti i costi la seconda piazza. Ma che fatica, raga, che fatica. Berger e la Ferrari non sbagliano nulla per il momento, incredibile. Ci speriamo che la terza gara, non la dico caro. Questa pioggerellina inglese in certe parti del tracciato ha creato non pochi problemi a tutti. Piquet 03, Piquet 03. Certo, solo nel primo settore vado bene. Mamma mia, no. Mamma, cosa ho rischiato. Vince Gerardo, noi secondi. Mamma mia. Noi adesso riusciamo a fare la foto comunque insieme a Gerardo. Complimenti a Berger, Senna saluta Gerardo. Nel rettilineo. Eccoli qua. In questo momento lotta incredibilmente. Berger e Senna. Ragazzi, la classifica dopo 8 gare è incredibile. Gerhard Berger 46, Prost 40, Senna 38. Fiscia era dura, costruttori dominiamo, però il mondiale aperto, però dobbiamo svegliarci, se no altro che mondiale con Senna. O vince Berger o vince Prost, abbiamo 2 piloti. Siamo là, però non è semplice. Raga, un saluto del comandone veneziano. Ciao!